We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno amici, benvenuti a tutti. Sono anche qui oggi a tenervi compagnia con un medico. Ecco, oggi parliamo di medicina dello sport e lo facciamo in compagnia del dottor Maurizio Schiavon. Benvenuto dottor Schiavon. Grazie. Allora, Maurizio Schiavon, per chi non lo sapesse, è responsabile dell'unità operativa Centro di Medicina dello Sport e delle attività motorie dell'azienda ULS 16 di Padova. Giusto? Esattamente. È un incarico bello lungo e lo fa dal 2005, Sì. quindi insomma è da anni. Tra l'altro è uno dei pochi nel Veneto che abbia voluto mettere insieme la medicina dello sport, che è quella che si interessa degli sportivi, e le attività motorie, che invece sono quelle consigliate dal punto di vista medico anche a chi non è sportivo. Ecco, quindi si ingloba un po' tutto quello che è appunto l'attività fisica, l'esercizio fisico, che fa la differenza nella qualità della vita e della nostra salute, è vero dottor Schiavon? Anche in prospettiva, cioè non solo per quello che facciamo al momento, ma anche in prospettiva su quella che sarà la nostra qualità della vita e anche la sopravvivenza. Ecco, quindi quello che facciamo di buono oggi come attività motoria ci fa guadagnare, si spera, in prospettiva di vita futura. Lo mettiamo in banca, come si suol dire. In scarsea, come si dice. Esatto, nel Veneto a scarsea, proprio per avere addirittura c'è proprio un lavoro recentissimo pubblicato su una rivista scientifica americana che ha misurato la velocità del soggetto per fare 4 metri. Chi ha una velocità maggiore, in termini di prospettive di vita, ha una prospettiva di vita maggiore. Ma quindi lì è lo scatto? No, lo scatto, quello che uno riesce a camminare, perché in pratica già del cammino, come un po' è la macchina complessa che è l'uomo, il cammino ci permette di testare un po' tutto l'apparato. È come se entrassimo in un'officina e ci facessimo controllare la macchina. Controlliamo gli organi meccanici, ma anche il motore. E quindi pensiamo alla respirazione. Per camminare velocemente bisogna avere una buona respirazione, un cuore perfetto e anche le articolazioni perfette. Se abbiamo la macchina perfetta, in prospettiva di vita riusciamo ad avere anche una vita migliore e anche più lunga. Ma dottor Schiavon, esiste la macchina perfetta? Cioè esiste, La macchina, perché davvero beato chi è perfetto. la macchina perfetta non esiste, però se cerchiamo di mantenerci bene quella che abbiamo, siamo già a buon punto. Una bella oliata, vero dottor Schiavon? Esattamente, tirarla fuori poi la macchina. Ecco, visto che siamo quindi col uscire paragone, di casa e respirare possibilmente muoversi, non lo smog, vero? Possibilmente non lo smog, se uno ha la possibilità, dalle montagne al mare ovviamente, prendere anche queste occasioni, oppure anche nei nostri argini o parchi cittadini, prendiamo tutte le occasioni che ci vengono offerte. Ecco, mi dà anche lo stimolo, no, per togliermi un po' di pigrizia che ho accumulato, perché ho fatto anche io 4 mesi di ferma, come si dice, no? Prima facevo un po' di attività sportiva, così, poi mi sono purtroppo fratturata qui la clavicola, dottor Schiavon, e Sì. mi sono fermata 4 mesi mangiando, insomma, Qualcosina di più, le schifezzuole, così. Sì. Quindi adesso mi devo rimettere in moto. Esattamente. Ecco, allora, per chi si vuole rimettere in moto, no? Lei segue sia sportivi, professionisti, diciamo agonisti, Certo. ma anche persone normali che hanno bisogno, come ho scritto nel titolo oggi, di informazione e prevenzione, no? Per Anche una chi sana ha disciplina. patologie, adesso nel caso suo non ha una patologia, un trauma acuto Sì. e adesso vuole riprendere, ma ci sono anche quelli che hanno patologie vere e proprie, pensiamo, non so, agli ipertesi, al sovrappeso, a chi ha anche problemi respiratori. In questo caso l'esercizio fisico fa bene a tutti. Allora come approcciarsi, come Bravo, avvicinarsi mi ha in anticipato. maniera Adeguata. Esatto, chiaramente sbagliato. Cosa sbagliato? Sbagliato è avvicinarsi troppo di colpo, nel senso che uno infatti. dice ma io faccio una performance, chissà,
subito, Gradualmente, no? Bisogna esatto, allora la avvicinarsi. gradualità. E invece ci vuole continuità. Costanza nel tempo. Non va bene un'unica performance, che so, il sabato e la domenica, e Per poi tutto esempio, il resto dottor della Schiavone, settimana. bravo, per esempio, ultimamente, giusto per riprendere un po' di movimento, sono andata a sciare, no? Da zero attività fisica ho fatto 3 ore e mezza di filata di sci, però devo dire con gioia che non mi è venuto l'acido lattico. Per fortuna, Per vuol dire fortuna, vuol dire che prima l'allenamento che avevo qualcosina, fatto nei sì, mesi prima, anni di probabilmente si è attività. portata dietro. Certo che anche per andare a sciare la domenica consigliamo di avere una preparazione adeguata, quindi vuol dire, non dico tanto, ma fare almeno quelle camminatine Beh, magari le distribuite nelle corsettine per lavoro da una parte all'altra le faccio, Ecco, forse vede. quelle mi aiutano a Ecco. non avere Tra l'acido. l'altro non occorre andare in palestra. No, anche perché devo dire mi annoio, dottor No, ma Schiavone. si può Purtroppo non ce la sfruttare, faccio. lei ho visto venendo fin qua che siete al secondo E piano. io prendo l'ascensore, dottor Ah, Schiavone. no, non mi dica, Confesso questo non mi mio proprio, per dica. risparmiare le energie che devo poi No, investire nelle no, mie deve, interviste, io non faccio le deve scale. investire in movimento, Devo fare le venga su e scale. giù Va bene, dottor a Schiavone. piedi. Farò tesoro del suo Poi ho consiglio. visto che la macchinetta del caffè ce l'avete giù. E io prendo l'ascensore anche per andare giù, No, niente. ecco, guarda. E prendo tutte le merendine e le schifezze della macchinetta del caffè. No, no, Dottor no, beh, il Schiavone, non caffè. vado bene come esempio, devo No, ma migliorare. adesso però lei si è resa conto, Sì. è diventata conscia e quindi è già in una fase che noi chiamiamo Sì, contemplativa, molto contemplativa, che sono però conscia di può decidere, peccare, che può dottor. decidere di Sì, ci cambiare. sono sempre buoni propositi, no? Come a Capodanno, dico quest'anno mi dedico di più alla mia salute. Comunque, scherzi a parte, la Sì. salute è il bene più importante che abbiamo, Beh, vero dottor certamente, Schiavone? E quindi certamente. diciamo che un medico dello sport, cioè, è un po' un angelo custode, diciamo, a cui chiedere consigli, perché tutti comunque siamo legati al movimento. Chi lo fa come sport, ripeto, a livello professionale, chi lo fa per passione, però tutti dovremmo muoverci, quindi una cappatina dal medico dello sport non fa male a nessuno. Ecco, e dirò di più, noi non vorremmo addirittura medicalizzare la medicina dello sport, vorremmo che il soggetto fosse conscio delle proprie necessità, ovviamente se ha dei problemi si rivolge oltre che a noi anche al medico curante, che è la prima pietra miliare Certo. della valutazione complessiva, però uno non ha la necessità per fare cose normali di rivolgersi al medico, anzi deve decidere ovviamente di cambiare il proprio stile di vita e dopo comincia gradatamente e comincia anche da solo. Non è mentre invece chiaramente chi ha patologie, allora Va seguito. l'esercizio fisico può diventare una medicina, nel senso di farmaco, e allora va dato nella giusta dose. E allora sì, ci vuole ovviamente In il medico. particolare per i cardiopatici Per i probabilmente, no? cardiopatici, ma pensiamo anche ad altre patologie, il diabetico. Sono tutte situazioni che traggono giovamento dall'esercizio fisico, però hanno la necessità di essere dosati in maniera giusta, quindi come quantità, come intensità e come frequenza. E anche come alimentazione, c'è un'attenzione, C'è da vero, dottor Schiavone? aggiungere anche un controllo dell'alimentazione. Tante volte ci troviamo ad avere o un'alimentazione eccessiva o ricorriamo, chiamiamolo così, gli sportivi, ricorriamo a integratori, a cose. Sì. Ecco, Per non ovviamente. parlare di altro, insomma. No, l'altro non vorremmo proprio. L'altro deve essere proprio bandito, ma voi Bandito. medici dello sport avete anche un ruolo di supervisione su questo, no? Abbiamo un ruolo come Federazione Come Medico-Sportiva federazione. Italiana e come CONI e come Ministero della Salute di andare a controllare ovviamente gli sportivi professionisti e anche gli sportivi di alto livello. Che non facciano uso di sostanze, diciamo, anabolizzanti o Esattamente. dopanti. Tra l'altro invece noi proprio qui a Padova abbiamo la fortuna di avere una compagnia della Guardia di Finanza proprio di Padova che è particolarmente attenta anche nel sequestro di queste sostanze, nell'individuare commerci illeciti e quindi il messaggio anche di non ricorrere né per motivi, chiamiamoli così, Agonistici. esatto, né
anche per non incorrere nei danni della salute che ovviamente queste sostanze producono. Certo, ci sono importanti campagne di sensibilizzazione e di prevenzione su questo, no? Esattamente. Ma facciamo un passo indietro, dottor Schiavone, parliamo sempre appunto della medicina dello sport, no? Sì. Leggo due informazioni introduttive Sì. proprio perché è una branca, diciamo, della medicina abbastanza recente rispetto alla medicina di Ippocrate, insomma, diciamo così, no? Sì. Ecco, allora leggo l'introduzione che ho trovato, Sì. poi mi commenta Sì. lei, ci accompagna in questo Sì. percorso. La medicina dello sport è una branca della medicina che si occupa dello sport e delle sue patologie, come sottolineava giustamente prima, anche a livello preventivo. Ha il compito principale di valutare la condizione fisica di un soggetto per fornirgli, se è un giovane che inizia lo sport, le indicazioni più corrette per la pratica dello stesso e tutti quei consigli inerenti all'alimentazione e i mezzi di prevenzione e cura delle patologie ad insorgenza giovanile. Ad esempio, e qui le chiedo qualche informazione in merito, eccesso ponderale, scoliosi, piede piatto o cavo, o se viceversa è un adulto che non ha mai fatto sport o lo riprende dopo anni di inattività. Allora, in caso per esempio di patologie, no, eccesso ponderale, scoliosi, piede piatto o cavo, di cosa si tratta? Si tratta ad esempio, l'eccesso ponderale lo capiamo tutti, Sì. quando purtroppo come società complessiva stiamo andando verso Sovrappeso. il sovrappeso, pensiamo, gli americani sono già arrivati e sono con un tasso di obesità altissimo, Sì. però anche noi in Italia pian Siamo pianino, quasi tutti con qualche esattamente, chiletto in più. abbiamo purtroppo un eccesso di apporto energetico. Nel contempo però stiamo riducendo sempre di più il consumo e la nostra macchina, per ritornare al discorso della macchina, è una macchina, chiamiamola così, ben strutturata. Il Padre Eterno, Ben quando, piazzata, no, perché... ma anche quando ci ha progettato il Sì. Padre Eterno, ci ha fatto sì che è una macchina che consuma poco. Teoricamente consuma poco e quindi il consumando poco Fossero così anche le nostre macchine, invece quelle consumano tantissimo. Esattamente, e così con questo sistema accumuliamo. Ecco, nel momento in cui noi vediamo questi ragazzetti che hanno qualche chiletto di più, chiaramente cerchiamo di indirizzarli verso una sana alimentazione, verso un aumento magari dell'attività fisicomotoria, dell'esercizio e anche degli allenamenti, in maniera da Bruciare, no, questo bruciare di eccesso. più e magari trasformarli proprio nell'età evolutiva, quando c'è anche la maggior sviluppo. possibilità anche di intervento. Ecco, ma dottor Schiavon, è meglio la pasta asciutta per gli sportivi o la carne con le proteine, dovendo proprio scegliere? Allora, classicamente si diceva una volta, prima della partita ci vuole La bistecca. la bistecca. Allora, non è che con la bistecca noi Vinci. riusciamo, no, assolutamente, non è che quello che mangiamo per ultimo è quello che... Invece abbiamo la necessità, dipende anche da che tipo di attività facciamo, se l'attività è molto intensa ma breve, oppure un'attività molto lunga ma di basso consumo. Pensiamo ad esempio, non so, ai 100 metri e la maratona. Per esempio, non è che per i mangiamo 100 metri uguale. è meglio la carne, per la maratona la pasta asciutta. No, cerco di sintetizzare, di non c'è una grande differenza, Ah. però dipende dalla quantità e anche dall'orario in cui si mangia. Tante volte i nostri ragazzi, adesso non solo nella performance, nella gara, ma anche all'allenamento. Sì. Allora si arriva a fare l'allenamento senza aver mangiato niente, sbagliato. No, terribile. Ecco, allora ci vuole ovviamente uno spuntino, un preallenamento, uno spuntino preallenamento con un debito tempo di assorbimento e si diceva questo discorso del tipo di energia, perché per esempio la pasta, essendo un glucida complesso, non è come lo zucchero. Lo zucchero, mia nonna mi dice, Maurizio, quando vai a giocare a partita a calcetto, prenditi una bustina di zucchero e di energia. Io la prendevo, l'ho fatto. sbagliato. Sbagliato? Sbagliato ovviamente, perché? Perché è vero che mi dà più energia, ma mi dà un'energia immediata. Cioè mi aumenta la glicemia, però non mi Esattamente, mi dà... alza così. Dopodiché io ho una secrezione interna per cercare di conservare l'omeostasi che il corpo umano cerca di conservare, quindi l'equilibrio, ho una secrezione di insulina, la glicemia mi si abbassa e a un certo punto mi si abbassa più bassa di quella da cui sono partito, quindi è svantaggioso. Ma quindi lo zucchero, ad esempio, Lo andrebbe zucchero dosato anche semplice va quello? bene dopo eventualmente l'esercizio fisico, mentre prima
è meglio un glucida complesso come la pasta o il riso, perché? Perché viene assorbito più lentamente e poi viene dismessa l'energia con più lentezza. Ma E quanto questo tempo prima, ad esempio, basta mezz'ora prima di un allenamento o un'oretta almeno? un'oretta, Un'oretta. un'oretta, Quindi posso un'oretta. fare un bel piatto di pasta prima dell'allenamento e Un'oretta. usufruire di quelle calorie, no, a rilascio Esattamente, più prolungato. esattamente. Dopodiché, ovviamente, il pasto non è mai focalizzato solo sul pasto pre-gara, ma ovviamente anche quello dopo la gara, dopo l'allenamento, e pensiamo addirittura nell'arco della giornata. È inutile che io concentro tutto a mangiare, come tutti facciamo, magari alla sera, quando invece il complesso della distribuzione energetica deve essere in tutto l'arco della giornata. Noi non facciamo, i nostri giovani, Colazione. non facciamo colazione. Molto sbrigativa, vero? Esattamente, e questo, diversamente, non so, dagli paesi anglosassoni, è sbagliato. Ecco, dovremmo fare una vera Più colazione, ricca. un 25% di tutto l'apporto energetico giornaliero. Ecco, ed è meglio mangiare un po' di più a pranzo o a cena? Molti saltano addirittura il pranzo e mangiano, si abbuffano la sera. Normalmente dovrebbe essere distribuita sui 3 pasti principali. Sì. Nello sportivo, che ha necessità ovviamente anche di aggiungere, non solo di togliere, di aggiungere con i 2 merendini, una Ma io metà li faccio mattina. anche se non sono sportiva, io faccio 5 passi al giorno, caro 5 dottor pasti al Schiavone. giorno, però cosa ci mette nelle merendine? Ma anche un po' di pane e Nutella ogni tanto mi Ok, sfugge, no, va insomma bene, un po' di... lo snack oppure No, diciamo lo è lo snack... snack sì, cioè io non è che integro con il frutto o sì. lo yogurtino, cioè no, vado Eccolo, proprio brava. più di carboidrati o zuccheri purtroppo. Ecco, e invece mi citava, vede che mi citava Sì. le cose giuste, Ma citava no, il ma io so cosa frutto, è lo giusto, yogurt. però poi inevitabilmente non seguo Vabbè, le siamo cose un po' giuste. tutti così. Certamente nel momento in cui uno magari può decidere, magari sceglie anche la cosa migliore pian pianino e dopo si Sì, dai, abitua, un po' più insomma. di consapevolezza anche rispetto alla propria salute, in Pensiamo ad effetti. esempio a quegli snack che vengono distribuiti anche nelle scuole. Tante scuole hanno il classico panino Sì, che gli ha snack pieni di conservanti, anche coloranti, esattamente, quello è il grassi, problema. eccetera, eccetera. Oppure bibite complesse, Gasate, gasate e non solo, molto ricche di zuccheri che non sono tanto quelli indicate. vanno sconsigliati, questo in effetti lo si sa, diciamo in teoria, poi in pratica le cattive abitudini sono Cosa dovrebbe difficili. bere lo sportivo, le chiedo? Oddio, una birra, no scherzo. No, beh, la birra è prevista dai L'acqua giocatori di sicuramente, rugby ecco nel vedi, terzo tempo, no ecco, perché senza insomma, esagerare senza esagerare, ovviamente. una birra con poca Sì, ma gradazione dopo è alcolica, nel terzo tempo, quindi vuol dire dopo. dopo. E beh, Mi dica, acqua chiaramente, bravissima, acqua a go-go come si che dice, acqua? naturale. Naturale, non oligominerale, perché lo Mm. sportivo sudando ed eliminando un sacco di Di elettroliti, sali, sali minerali, ha necessità di metterli quindi dentro. un'acqua bella salina, No, un'acqua diciamo. Ah, normale, normale. naturale, normale, non Mhm, gasata, possibilmente non fredda. mhm. Questo perché? Perché d'inverno ovviamente tutti ce lo immaginiamo, ma anche d'estate si crea quella discrepanza. Congestione, può Brava, fare esattamente. congestioni, Quindi vede ecco. che... Un minimo di infarinatura, Sì, ma, dai, ce l'ho. ma credo che non solo lei, ce l'ha anche lo sportivo, anche il Sì, telespettatore, sì. ce l'abbiamo, ormai fa parte del nostro bagaglio culturale. È che non ci decidiamo mai Bravo, le abitudini che a sono dure cambiare. a morire. Vabbè, tornando sempre a problematiche, patologie di insorgenza giovanile, no, Sì. abbiamo detto l'eccesso ponderale, la scoliosi, per esempio, dottor Schiavono, un ragazzo che ha scoliosi, è bene che faccia sport? Ci sono sport più indicati, altri da evitare? Allora, classicamente si dice se gli sport sono asimmetrici e la scoliosi è progressiva e non è stabilizzata, sarebbe bene che trovassimo il giusto equilibrio, perché nel momento in cui io, ad esempio, esercito, che so, solo il lato destro e sto mimando un po' il Il gioco del... tennis? Bravissima. O lo Ma, squash, che o adesso va anche di squash, ma può moda. essere anche il tiro con l'arco, Sì, se sì, sì. Solo immaginiamo. quindi la parte destra, diciamo. Chiaramente, o anche il baseball, o quello che vogliamo, non va bene, perché nel momento in cui ho uno sviluppo muscolare solo della parte interessata, C'è squilibrio. squilibrio, allora o
riesco in qualche modo a controbilanciare con degli esercizi che normalmente al giorno d'oggi vengono fatti, perché questo tipo di attività non ha solo l'allenatore, ha il preparatore atletico. Il preparatore atletico vuol dire che sta attento a controbilanciare dall'altra parte, oppure è meglio che noi in quel momento non lo facciamo. Normalmente è importante arrivare a una diagnosi precoce in maniera da accorgersi sul nascere che sta venendo fuori qualche cosa, magari lo controlliamo un po' più da vicino, eventualmente lo mandiamo dallo specialista in maniera che si aggiunga magari anche una diagnosi più precisa e poi eventualmente in funzione di quello che si trova ovviamente si danno i consigli migliori. Ecco, per esempio uno sport come il nuoto resta quello più completo per affrontare anche patologie come la scoliosi oppure no? Ecco, allora lei fa l'affermazione che normalmente mi fanno le mamme. Io Quando non io, sono sì, mamma, no, però mi è venuta le è questa venuta, domanda. ma le mamme ovviamente dicono, dottore, vede, sta un po' di scoliosi, allora lo porto a fare il nuoto, E magari è sbagliato. pensando, pensano che sia un toccasana, ovviamente. Però. Il ragazzo di solito, che ha già fatto i corsi di nuoto, non ha più voglia di andarci Capisco. e mi guarda implorando Di dire che non va bene che non come va bene. sport. E io onestamente devo essere d'accordo un po' col ragazzo, perché non è che non faccia bene, non fa così bene come uno potrebbe pensare. Addirittura tante volte anche nel nuoto troviamo ragazzi che hanno problemi di colonna, magari maggiori in percentuale rispetto ad altri sport. Un po' perché sono stati selezionati, nel senso che i genitori li hanno mandati bene e dopo questi hanno continuato e fanno bene anche a continuare, voglio dire. Certo. Però non è che sia, se ci immagini, il toccasana in assoluto, perché? Se ci immaginiamo, noi siamo fatti per camminare, per stare sulla terraferma, quindi il corpo umano è soggetto alla gravità, Sì. quindi per quello siamo costruiti per camminare, per correre, per andare in salita. L'acqua non è l'elemento principale, non siamo Nel pesci. momento in cui andiamo in acqua, riusciamo ovviamente a nuotare, stiamo anche benissimo, ma immaginiamoci che nel momento in cui entro in acqua tolgo il peso, non ho più il mio peso. Certo. Per la famosa legge di Archimede, il principio di Archimede, abbiamo una spinta uguale al nostro peso. Quindi è per quel motivo che stiamo a galla. Ma il fatto di stare a galla ci permette di fare un sacco di altri movimenti. Ad esempio, l'attività in acqua è molto utile in chi vuol dosare il movimento. Immaginiamoci un soggetto sovrappeso che ha problemi articolari, che fa esercizio in acqua, magari anche in acqua termale, visto che abbiamo qua vicino. Sì, Abano Montegrotto. Esattamente, è nel momento in cui io riesco a dosare. Se lei si immagini, se io muovo il braccio in aria, come lo sto facendo adesso, guardi la velocità. Sì. Si immagini Con muoverlo l'acqua in c'è acqua, l'attrito, no, c'è l'attrito, sono frenato, faccio meno sforzo, faccio un po' più di sforzo, ma più In graduato. alcuni casi, magari di articolazione, fa bene. Fa bene, ma non è il toccasana per lo sportivo. Ecco, quindi già qui abbiamo dato delle informazioni che sfatano anche a volte certi luoghi comuni. Certo. Va bene, dottor Schiavone, la materia è interessante, lei è un grande oratore, quindi vede il tempo passa in fretta. Allora, siamo arrivati alla prima pausa pubblicitaria, ma Ok. sarà con noi anche dopo la pubblicità, quindi approfondiremo anche un tema molto affascinante, no? Che è quello delle immersioni subacquee, Bellissimo. che è anche materia, no? Della sua preparazione come medico e quindi ci racconterà anche questo aspetto della sua vita così Ok. interessante. Amici, un piccolo stacchetto pubblicitario, poi vi aspetto sempre qui a Chiacchiere e Caffè con il dottor Maurizio Schiavon, medico dello sport. A tra poco. Amici, bentornati nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè. Stiamo appunto chiacchierando sempre piacevolmente in compagnia con il dottor Maurizio Schiavon. Per chi si è collegato ora, dottore, la ripresento. Lei è responsabile dell'unità operativa Centro di Medicina dello Sport e delle Attività Motorie dell'azienda UL16 di Padova dal 2005, quindi la vedo preparatissimo, giustamente. No? Il tempo mi è volato nella prima parte, no, dell'intervista, parlando appunto un po' a livello introduttivo della medicina dello sport e poi di alcune problematiche e patologie che Certamente. colpiscono magari i giovani sportivi, gli agonisti. Nella seconda parte, no, dopo aver detto che
è importante fare informazione e prevenzione, una cappatina dal medico sportivo può far bene a tutti, non improvvisare, magari correre rischi inutili certamente. nel rimettersi a fare sport dopo un periodo di inattività. Allora, detto questo, avendolo ripetuto, vorrei passare a un'altra parte, insomma, molto interessante della sua attività di medico, no, di cui si è occupato, quella appunto delle immersioni anche subacquee. Ha un nome tecnico questa attività, no? A livello iperbarico. Ho visto che lei ha fatto, no, mi dica. Sì, no, no, beh, Se lei c'è un... tocca un tasto Sì, che ovviamente coinvolge proprio anche quindi direttamente. si Perché, emoziona proprio. sì, mi emoziona, perché? Perché ho fatto il primo corso di immersioni, quindi Mhm, con l'autorespiratore ad aria mhm. e ad ossigeno, a quel tempo si faceva così, prima ancora di cominciare a fare medicina. Quindi in pratica Addirittura. ci portiamo, mi porto dietro questi due Quindi desideri, e ovviamente poi con lo studio della medicina ci si introduce ancora di più nella problematica che l'immersione subacquea ha, che è veramente affascinante molto. dal punto di vista anche fisiologico, oltre che di vedere quello che ci Il circonda, mondo il meraviglioso mondo sotto colorato. il mare, insomma i pesci. Ecco, a parte la passione, no, che Sì, l'accompagna fin da ragazzo, voglio specificare che c'è proprio una preparazione anche tecnica da parte sua perché è docente del master in medicina subacquea ed iperbarica presso l'Università degli Studi di Padova. Poi dico anche altre cose perché è docente sì. di tante cose. Docente nella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, studi e perfezionamento, divisione alta formazione. Addirittura University Master of Underwater and Hyperbaric Medicine, quindi sempre a livello Sempre subacqueo, no? subacqueo. È responsabile scientifico dell'attività formativa ICM per l'Associazione Sport e Salute. Insomma, tantissime qualifiche, tantissimi impegni sul No, tra fronte della l'altro quello a medicina. cui tengo di più Sì. è proprio questo della Scuola Sant'Anna di Pisa, che è uno dei pochi master Mm. europei proprio sull'argomento della medicina subacquea, ed è uno dei pochi che faccia anche ricerca proprio in questo campo, e questo ci fa capire come ancora oggi, Mhm. 2011, non abbiamo la conoscenza completa di tutto quello che succede quando il corpo umano si immerge in acqua. Ecco, adesso con lei entriamo nel vivo di questo tema così affascinante. Mi fa piacere ricordare, perché adesso ho accennato alla Scuola Sant'Anna di Pisa, che l'Italia è stato comunque l'unico Stato al mondo ad essersi dotato di una legge molto rigorosa, leggo qui, di tutela della salute, la legge relativa all'idoneità fisica per la pratica dell'attività sportiva agonistica. Quindi c'è comunque una cultura C'è una dell'attenzione, no? In cultura, Italia più che in altri paesi. anzi è uno dei paesi pilota, fortunatamente Non siamo qui un fanalino di è coda. esatta qua, Oh, qua. anzi proprio grazie anche alle esperienze padovane, Mhm. e qui mi corre veramente l'obbligo di ricordare chi a Padova ha introdotto non solo questo controllo preventivo, ma chi ha dato un grande apporto per capire come si fa a prevenire. Che cosa? La morte cardiaca improvvisa giovanile, ed è il professor Tiene dell'Istituto di Anatomia Patologica Sì. e il professor Corrado della cardiologia di Padova, dell'Università di Padova. Ecco, assieme con questo tripode, diciamo, così, con la medicina dello sport, siamo riusciti a capire come riuscire a prevenire, ed è un grande successo italiano, padovano in primo Finalmente, luogo, veneto e poi italiano e nel quindi mondo. un primato in questo Un senso di primato che Padova, rivendichiamo, città veramente capitale della salute. nel campo della medicina dello sport lo rivendichiamo. Bene, quindi questa è una bella notizia, un'informazione doverosa. Ma allora, dottor Schiavone, torniamo nel vivo di Dei questo sub. veramente esatto tema così affascinante che è Sì. quello del mondo dei sub, dell'importanza, no? Perché c'è un'importanza fondamentale per la salute in questo senso, dell'informazione e della prevenzione, perché appunto, come ha ricordato lei prima, l'uomo non è un animale acquatico, cioè noi siamo fatti Lo per può camminare, diventare, lo può diventare, ma l'informazione e l'attenzione sott'acqua sono rigorosi, doverosi e obbligatori. sicuramente. Allora, che cosa bisogna fare per approcciarsi al meglio, no? E Beh, stando attenti alla propria oh salute andando certo. sott'acqua. Allora, la prima mossa, come si dice, un po' come per tutti gli altri sport, Mhm. è quella di avere una valutazione dal punto di vista della salute e della propria capacità fisica ad Quindi essere. resistenza, Tutto quello che riguarda la cuore. preparazione, esattamente. Poi ovviamente bisogna seguire un corso,
per andare sott'acqua non ci si può improvvisare, non si può Ecco. prendere e andare. No. Un conto è se uno dice, beh, vado a farmi una passeggiatina con maschera, pinna e boccaglio al mare vicino alla costa. Toccando, esatto, guardando gli scogli vicini. Già se comincio a dire, beh, vado un po' oltre, devo essere conscio di quelli che sono le mie capacità e i rischi. A maggior ragione se uno si immerge poi con l'autorespiratore. L'autorespiratore vuol dire che uno respira andando sott'acqua, respira aria normalmente e quindi sapere che cosa succede. Ecco, per sapere queste cose, per avere questa conoscenza è indispensabile frequentare un corso specifico. Intanto saper nuotare. Saper nuotare, ma Non il saper è detto, non però è sarebbe un detto, po' insomma, meglio, l'importante è dai. non aver paura Perché tanto dell'acqua. Ecco, se uno ha paura ecco, dell'acqua, no. prima cosa non Prima avere di paura dell'acqua. Nel momento in cui uno non ha paura dell'acqua, poi pian pianino sono tutte cose graduali, sono corsi in cui non è che si sia esposti a rischi immediati enormi, ci si avvicina con gradualità. Con gradualità, poi insomma il buon senso fa Il sempre buon la senso, differenza, poi no? l'istruttore stesso, si è accompagnati Ecco. sott'acqua. Non essere incoscienti, non insomma, è la essere prima incoscienti. cosa, perché comunque ci va di mezzo la salute e a Esatto. volte la vita, perché ci sono molti casi in Per cui... non godere invece di quello che è questo mondo subacqueo che oggettivamente è veramente Meraviglioso, sa anche affascinante. il mio papà ha fatto sub, quindi a casa io Quindi sono ha un po' piena, ce l'ha un po' allora nel ce DNA. l'ho, però cioè, io sono abbastanza acquatica, ho sempre fatto in Sì. apnea, però devo dire non con le bombole, mi immergevo così. Le bombole mi hanno un po' fatto sempre un po' più paura, Sì. quelle, devo E dire. invece, se dobbiamo dare dei numeri, Eh, non sono i numeri del lotto ovviamente, mm, ma sono i numeri degli incidenti, l'attività subacquea rispetto ad altre discipline sportive ha un'incidenza di incidenti dello 0,04%, vedi, a che è molto dispetto di quello che basso. uno possa È che pensare. è un po' come quando succede l'incidente, l'aereo che precipita Eh, e sentiamo un aero, 300 morti, sì, perché ovviamente sono siamo, quelle ma notizie terribili. immaginatevi quanti sono i voli aerei. Allora, percentualmente Ci sono più sono incidenti in macchina o in esattamente, bicicletta, esattamente, o vedi. la tegola che ci casca in Esatto, sulla testa. testa. Ma torniamo sempre a questo tema Sì, affascinante. Poi abbiamo anche delle immagini, no? Perché ho ok, detto la parola apnea e sì, lei ha seguito come medico sportivo due grandissimi atleti, no? Campioni di apnea. Li dico subito, Enzo Maiorca e Umberto Pellizzari. Eccole qui, ecco, vediamo lei con Pellizzari sulla destra e esattamente. Maiorca, immagino, per deduzione sulla sinistra. O no? Enzo Maiorca. Guardando lo schermo Sì, però. sì, guardando lo Sì, schermo. guardando lo Insomma, schermo, il più sì. giovane è Sì, Pellizzari, Umberto, esattamente, che è volto esatto. noto anche di alcune pubblicità, Certamente. quindi Beh, lo conosciamo, è stato anche conduttore di programmi sportivi. esattamente. Beh, insomma, Maiorca è quello che ha portato l'Italia ai fasti dell'apnea. Fino a quando non si immergeva Enzo Maiorca, pensavamo dal punto di vista fisiologico Mm, che il polmone, mhm, per la pressione che c'è dall'acqua, scoppiasse verso il dentro, mm, cioè fosse schiacciato. sì, Ed è stato grazie a lui che, superato i 50 metri mm. di profondità, che abbiamo capito no, non succede questo. Come mai? L'abbiamo capito dopo anni, ed è un fenomeno fisiologico, si chiama in termini inglese blood shift, cioè un Scivolamento. convolgimento del sangue Mm, dalla periferia verso il polmone. In questo modo il polmone stesso all'interno crea una mm. specie di controbilancia alla pressione e per questo siamo vivi. Ecco, Enzo Maiorca È il padre, è diciamo, il di questo padre di tipo di questa scoperta, scoperta. diciamo, in cui si è capito, mentre invece ovviamente dopo, anche quando si è ritirato, Pellizzari ha continuato e anzi ha perfezionato, facendo capire come non è solo la preparazione fisica, ma Mm. anche quella mentale, È che vero, è gioca un vero. ruolo Ecco, forse determinante. abbiamo anche delle immagini di Umberto Pellizzari in immersione. Eccolo qui, è stato record, lui ha battuto dei record, no, di Sì, ecco, apnea. io ho seguito solo nel 1992 Mm, il suo record sportivo più bello poi, mhm. perché ha raggiunto i 70 metri, che adesso al giorno d'oggi non sono quasi niente perché siamo a oltre 130, ma i 70 metri in assetto costante. E questo significa partire dalla superficie Mm, in maniera autonoma e mhm. non guidato da un peso,
pinneggiare verso il fondo e poi risalire con le proprie forze. Dal punto di vista Incredibile. sportivo Un'impresa. un'impresa veramente eccezionale. Ecco, che ha richiesto sicuramente, che ha a monte una grandissima preparazione non solo fisica, diceva dottor Schiavone, ma anche psicologica, Psicologica, sì, mentale. esattamente, è il prepararsi A psicologicamente. sfidare i propri limiti. Esattamente, e anche sfruttando un po' anche le scienze orientali, pensiamo allo yoga, alla respirazione Credo che sia con questo controllata. tipo di discipline, dottor Schiavone, che è entrata, diciamo, in voga anche la figura del personal coach, se non ricordo male. Cioè questi Certamente, medici, questi preparatori atletici, no, che lavorano certamente, anche sulla psiche dello sportivo. Credo che anche una grande campionessa come la nuotatrice, che esattamente. adesso oddio, mi sfugge un vuoto, la La Pellegrini. La Pellegrini. Pellegrini so che si avvale di queste Sicu- figure professionali di No, sicuramente preparatori. pensiamo all'importanza un po' in tutti gli sport, Mhm. pensiamo anche al calcio, visto che magari abbiamo qualche telespettatore che segue il calcio, Sì. quante squadre fortissime dal Mhm. punto di vista tecnico poi non riescono ad avere i risultati adatti. È perché manca la testa, e la testa Fa la differenza, no? Beh, esattamente. qui vediamo l'impresa di Pellizzari che davvero ha questo, non so, mi sembra di vedergli lo sguardo concentrato, d'altro canto è sott'acqua, quindi non so che altri sguardi È potrebbe avere, però lo vedo concentratissimo. concentratissimo. È concentratissimo. Senta- E pensi che Pellizzari è stato il primo a mettere delle lenti al posto della maschera. Prima si usavano le maschere e chiaramente per compensare la maschera, cioè per equilibrare la pressione all'interno della maschera rispetto all'esterno, si sprecava aria. Ah, quindi così ha trovato il modo Ha di trovato il risparmiare modo di anche quel po' a d'aria. risparmiare circa un litro È quasi d'aria. ingegneria subacquea a questo punto, Se ci bisogna, è sono un po' ricerche vere. esattamente. Ma il cuore di uno sportivo come Pellizzari, cioè come fa a resistere? Non ci sono danni con l'assenza di ossigeno per il cervello in tot minuti? Non so adesso che tipo di minutaggio abbia raggiunto Pellizzari. In queste cose si arriva, nei record si arriva a 2 minuti e mezzo di apnea, ma pensiamo che è apnea in movimento, non è come uno quando sta in piscina, sul fondo della Eh, piscina, fermo lì immobile, che consuma niente. no, si Qui, consumano più qui energie, si c'è bisogno consuma di perché bisogna ossigeno. pinneggiare, ovviamente, quindi si consuma di più. Ed ecco, certamente bisogna essere preparati, ecco, non è in questo caso per fare queste belle ragioni, tra l'altro bisogna essere anche dotati dal punto di vista Fisicamente, genetico, genetico. cioè avere una predisposizione genetica e avere un fisico, cioè se Beh, lui lei ce vedeva, l'aveva, ce l'ha ecco, se vedeva ancora. nella foto, Eh, io arrivavo sì, no, alle spalle, e si anzi lui sfiguri io, dottore. si è anche un po' inclinato Sì, sì, per come si dice, un rientrare. pezzo di ragazzo di quelli Sì, proprio, e quindi vuol dire anche polmoni, vuol dire cuore, vuol dire testa. muscoli, testa. Ecco, qui vediamo altre immagini. Ecco, sempre lui che fa yoga o sembra insomma comunque in un Esattamente, esercizio di concentrazione. certamente. Quindi importante. Ma come funziona? Lei ha parlato, no, con Pellizzari perché Sì, appunto lo seguiva. Cioè, c'è un momento in cui lui sente che sta arrivando al limite e risale nel momento in cui si tuffa, resiste tot tempo e poi non osa oltre perché sa che ci possono essere dei certamente. danni. No, altrimenti nel momento in cui uno osa superare i propri limiti, vuol dire che si va incontro alla sincope. Ah, Cioè noi ecco. consumiamo l'ossigeno e produciamo l'anidride carbonica. Questo ci dà lo stimolo a respirare, perché noi respiriamo, quando noi ci tappiamo il naso e stiamo senza respirare, a un certo punto sentiamo che non Non ce la basta. facciamo più. Ah. Che cosa ci induce a sospendere questa apnea? Sono dei colpi del diaframma. Sentiamo come il diaframma che ci dà, Sì. dice respira, respira, perché qua se noi vinciamo chiaramente in superficie ma anche sott'acqua questi stimoli, l'ossigeno è insufficiente per tenerci in vita e perdiamo i sensi. E quindi c'è la sincope e La bisogna subito che sincope qualcuno intervenga ipossica, e ci dia sincope ossigeno. ipossica. Chiaramente se uno ce l'ha in superficie basta, si cade per terra e uno si riprende. Se ce l'abbiamo sott'acqua si apre la bocca e l'acqua si riempie i polmoni e chiaramente Ecco, qui poi vedo appunto ci sono poi tutte le implicazioni fisiopatologiche dell'immersione in acqua, quindi ricordava prima il blood shift, esattamente, che è blood una, shift, sì. esatto, delle implicazioni.
Lei ha partecipato qualche anno fa, vero? A parte a tantissimi convegni sull'argomento, però ce n'era stato uno molto interessante alle Tegnue di Chioggia, prevenzione e trattamento delle emergenze subacquee, no? Aveva un po' ripercorso anche la storia affascinante dell'immersione umana. Quando comincia l'uomo ad immergersi, dottor Beh, Schiavone? lo perdiamo Nei tempi nei dei tempi tempi biblici sì, proprio. proprio esatto, prima Mm. ancora della storia, e pensiamo che l'uomo ha sempre desiderato andare sott'acqua. Primo per procacciarsi il cibo, perché ovviamente I pesci stavano in acqua, esatto, il fonte pesce, anche lì di cibo in acqua. esattamente. Poi di ricchezza, Mhm. pensiamo alle perle, pensiamo alle spugne, e poi anche per scopi militari, perché ad esempio ricordo l'anno deve essere chiaramente molto prima di Cristo, l'attacco al porto di Siracusa da Mhm. parte dei greci, e ovviamente per riuscire a superare gli sbarramenti che questi qua, i siracusani ovviamente facevano con delle Mica catene, sciocchi, vero? esatto, con Cioè, delle sì. catenone, con delle corde, in maniera che le navi non potessero Mhm. entrare e quindi erano un po' protetti. E nottetempo sono andati e hanno sfidato. C'erano i sub ante litteram che si Esattamente, c'erano i immergevano. cosiddetti incursori, Ah, ecco, i ah, ah. cursori. Beh, è affascinante anche questa, penso che ci siano anche libri sull'argomento, storia dell'immersione umana, vedo qui dalle origini mitologiche ai primi scuba, che è un termine molto, cioè, recente, no? Coniato adesso nella nostra attualità, Esattamente. scuba ad aria o d'ossigeno fino alle attrezzature usate ai nostri giorni, quindi c'è tutta una storia veramente delle immersioni subacquee. Certamente. Tra l'altro l'Italia anche in questo campo ha Primato, no, un pezzetto ha della storia, contribuito a ha fare un po' di contribuito alla storia. storia. Pensiamo durante l'ultimo conflitto mondiale, gli incursori proprio della Marina Militare Mhm. Italiana, e le gesta che hanno fatto anche proprio con onore proprio per la Marina, ed erano incursori che usavano soprattutto l'ossigeno, cioè Sì. non usavano l'aria, ma respiravano ossigeno, quindi non si produceva non si producevano le bolle, quindi il nemico non vedeva che questi qua La arrivavano da presenza del sott'acqua, nemico, esatto, da appunto. Ecco, sott'acqua, e tutti riuscivano. gli stratagemmi, no, per vincere Esattamente. poi il nemico o perlomeno ingannarlo. Allora, dottor Schiavone, purtroppo vede questo lampeggio, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, estremamente affascinante, devo dire, quindi la ringrazio Bene, di averci accompagnato in questo percorso della medicina sportiva, ma poi in particolare di questo mondo, no, acquatico, onirico, magico, che è quello appunto dei certamente. sub e delle immersioni subacquee. La ringrazio, spero di averlo come ospite, insomma, quando vuole continuiamo questa bella conversazione su un tema così affascinante. Adesso ci vediamo insieme a una rubrica, passando dal sogno alla realtà e al fisco, appunto si chiama Amico Fisco, e questo fa parte non certo del mondo sottomarino, ma del nostro mondo, insomma, con cui dobbiamo Ok. comunque convivere, coesistere. Allora, ci vediamo insieme a questa rubrica. Amici, io vi lascio appunto le immagini di Amico Fisco. Vi ringrazio di essere stati con noi, salutiamo e ringraziamo il dottor Maurizio Schiavone, Medicina dello Sport, US 16 di Padova. Vi auguro un fantastico fine settimana, vi aspetto lunedì fra le 13 e le 14 nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè per un'altra settimana insieme con tantissimi ospiti e tanti caffè da bere in compagnia. Buon weekend a tutti, a lunedì prossimo. Bentrovati con Amico Fisco, questa sera siamo in compagnia di Tiziana Vianello della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Padova ed entriamo nel vivo delle novità 2011 per quanto riguarda il fisco. Cominciamo subito parlando del divieto di compensare crediti per chi ha dei debiti con il fisco e poi successivamente anche dell'inasprimento della pressione fiscale, delle multe, soprattutto per chi vuol far pace con il fisco. Ciao Tiziana, allora iniziamo subito con questo divieto. Sì, buonasera a tutti. Si tratta sostanzialmente di una novità che è stata introdotta per impedire ciò che gli italiani purtroppo fanno abitualmente, e cioè compensare sempre i propri crediti e dimenticarsi invece di saldare i propri debiti scaduti.
Sostanzialmente dal 1° gennaio del 2011, quindi dall'inizio di questo mese, la novità appunto è già entrata in vigore, non sarà più possibile compensare i crediti con i debiti per imposte dirette, per l'IVA o per altri tributi, se si hanno debiti già scaduti con il fisco per importo superiore ai 1.500 euro. In pratica sarà necessario prima saldare i propri debiti e poi si potrà procedere con la compensazione. Per esempio, se un contribuente ha un credito di 8.000 euro e un debito scaduto di 5.000 euro, dovrà prima pagare il debito scaduto, quindi 5.000 euro, e quello che rimane, in questo caso 8.000 meno 5.000, 3.000 euro, potrà procedere con la compensazione. Ovviamente se il debito scaduto è di importo superiore al credito non residuerà più nulla e quindi non sarà possibile compensare più nulla. Ecco, che cosa significa che costerà di più appunto far pace con il fisco? Sì, costerà di più in quanto la legge di stabilità, che è la legge che ha sostituito la vecchia legge finanziaria, ha inasprito le sanzioni che l'Agenzia delle Entrate applicherà ai contribuenti che intendono far pace con il fisco utilizzando i cosiddetti strumenti deflattivi del contenzioso, che sono l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e il ravvedimento operoso. E da quando entreranno in vigore queste sanzioni? Entreranno in vigore per gli atti che l'Agenzia delle Entrate emetterà a partire dal 1° febbraio del 2011, quindi da domani. Ecco, spieghiamo allora quali sono questo tipo di sanzioni. Le sanzioni sono innanzitutto quelle per l'accertamento con adesione. Ricordiamo che si tratta di un istituto che prevede un accordo tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente sull'esatto ammontare della pretesa tributaria. In questo caso, quando il contribuente accetta l'accordo, quindi decide di pagare, potrà beneficiare di una riduzione della sanzione che fino ad oggi è pari ad 1/4 della sanzione che altrimenti sarebbe erogata. Invece per gli atti emessi a partire dal 1° febbraio del 2011, quindi da domani, l'abbattimento della sanzione passerà non più ad 1/4 ma ad 1/3. Per esempio, se abbiamo una maggiore imposta accertata di 10.000 euro, la sanzione normalmente è pari al 100% della maggiore imposta e quindi ad altrettanti 10.000 euro. In caso di accertamento con adesione, l'abbattimento fino al 31 di gennaio è 1/4, quindi 2.500 euro, da domani sarà 1/3 e quindi 3.330 euro. Ecco, scusami. Sì, poi abbiamo il caso invece dell'adesione ai processi verbali di constatazione e dell'adesione agli inviti al contraddittorio per gli studi di settore. In questo caso si tratta di due opportunità che già da un paio d'anni ci sono per i contribuenti che decidono di accettare integralmente i rilievi che sono contenuti all'interno di un verbale che viene notificato in seguito a una verifica, oppure un invito contraddittorio per gli studi di settore. Se il contribuente non muove alcuna contestazione, quindi appunto accetta, può beneficiare di una riduzione molto forte delle sanzioni. Fino al 31 di gennaio la riduzione è 1/8, da domani, dal 1 di febbraio, passerà ad 1/6, quindi dal 12,5 al 16,67%. Ecco, come cambia invece, quali sono le sanzioni in caso di ravvedimento operoso? Il ravvedimento operoso innanzitutto è quell'istituto, quello strumento che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione nei confronti del fisco quando ha commesso delle omissioni, delle irregolarità, degli errori. Prima ovviamente che siano iniziati i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e potendo beneficiare di una sanzione molto agevolata. Abbiamo due tipi di ravvedimento, il ravvedimento breve e il ravvedimento lungo. Il ravvedimento breve consiste nella regolarizzazione della propria posizione entro 30 giorni dalla scadenza dei termini. In questo caso la sanzione passerà dall'attuale 2,5% al 3% a partire dal mese di febbraio. Nel caso invece di ravvedimento lungo, cioè di regolarizzazione entro un anno dalla scadenza dei termini, quindi entro l'anno successivo, la sanzione passerà dal 3% al 3,75%, quindi ci sarà un aumento delle sanzioni in quanto ci sarà una diminuzione dell'abbattimento. E infine, per concludere, quali saranno le sanzioni nel caso di conciliazione giudiziale? Nel caso di conciliazione giudiziale, cioè di chiusura della lite con il fisco quando c'è già un ricorso davanti al giudice tributario, è una chiusura in quanto il contribuente ritiene più conveniente raggiungere un accordo, la sanzione viene ridotta fino al 1 di febbraio la riduzione è di 1/3, dopodiché passerà al 40%.
Quindi se per esempio abbiamo una maggiore imposta di 10.000 euro, la sanzione è all'incirca appunto 10.000 euro, abbattuta fino al 31 di gennaio, abbattuta a un terzo, quindi 3.330 euro, dal 1 di febbraio 4.000 euro in quanto il 40%. Perfetto, Tiziana, ti ringraziamo per questo scorcio, appunto per quanto riguarda le sanzioni e far pace con il fisco. Vi ricordo invece che Amico Fisco ritorna sempre la prossima settimana, l'email è amicofisco@telechiara.it. Grazie dell'attenzione, arrivederci. We get it almost every night when there